Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Friulano o Tokai Friulano, forse il vino che mi ha fatto innamorare con Friuli Venezia Giulia, quello devo dire. Siamo qui con Matteo Bellotto, Francesco Scalitaris e Davide Ciselino a parlare di questo meraviglioso vitigno di Colli Orientali. Matteo, cosa possiamo dire? Io mi definisco un tocainomane. Anch'io. Perché adoro moltissimo questo vino ed è un vino che per chi è friulano, indipendentemente poi dalle caratteristiche che ci racconterà meglio Davide, ci permette di avere già come antonomasia l'idea di bianco. Noi quando diciamo bianco il primo pensiero va appunto al Tokai in questo senso. A me piace molto il fatto che sia un grande lettore, no, della terra dove esso viene piantato. Io che faccio spesso l'analogia con gli accenti, soprattutto quando si parla friulano, il friulano è in grado di parlare i diversi accenti e modi di parlare che si hanno in lingua friulana in questa regione. Ed ha delle caratteristiche particolari, perché è un vitigno poi che ha una storia non lunga, ma molto importante e molto concentrata. Ma secondo me, visto che oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Davide Cisilino che ci può raccontare nel profondo questa varietà, io chiederei a lui appunto di portarci dentro la vigna e comunque dentro la storia di questo enorme vitigno. Grazie Matteo. E sì, per quanto riguarda il Tokai friulano, diciamo per noi proprio friulani lo consideriamo ormai un autoctono, no? Anche se originariamente di origine francese, è arrivato qua circa 150 anni fa e quindi possiamo parlare di un vitigno naturalizzato friulano, dove ha trovato delle ottime condizioni, cosa che in Francia invece non le aveva trovate. Attualmente diamo due numeri anche di quanto riguarda questo vitigno. Nel mondo è coltivato per 3.800 ettari, prevalentemente in Italia con 2.500 ettari e prevalentemente in Friuli Venezia Giulia, dove ci sono 1.560 ettari. Da ricordare come la prima varietà coltivata proprio nei colli orientali del Friuli è il Tokai friulano, quindi nelle colline diciamo è molto presente. È una varietà, diciamo, possiamo definirla molto rustica e che si adatta ai vari ambienti e come dicevi proprio tu, rappresenta anche il territorio in cui dopo viene coltivato, marca molto il territorio. È sicuramente un vitigno di buona vigoria, infatti i vecchi vigneti Tokai, proprio osserviamo questi tronchi molto grossi, produce molto legno, infatti sono anche molto scenografici, insomma, da vedere, ha una buonissima tolleranza alle malattie, soprattutto una delle malattie, diciamo, che si sta diffondendo in questo momento, che è la flavescenza dorata, e il Tokai è uno dei praticamente vitigni più resistenti a questa avversità. Dal punto di vista dell'allevamento, viene allevato con forme espanse, proprio perché ha come sua caratteristica una fertilità basale delle gemme molto bassa e quindi se venisse coltivato con tipo dei sistemi di allevamento corti come cordone speronato o altri, non produrrebbe, quindi si predilige questi sistemi di allevamento, in particolare in Friuli Venezia Giulia la cappuccina, quindi il doppio capovolto. E dal punto di vista del suo sviluppo ha un germogliamento tardivo, circa, che avviene nella seconda metà del mese di aprile, e questo permette anche di sfuggire a quello che sono un po' le gelate, quindi i problemi dovuti a questa avversità. E dal punto di vista della maturazione invece è una maturazione media, diciamo, per quanto riguarda i bianchi nella prima decade del mese di settembre, anche se per la qualità di questo vitigno
si predilige a ritardare un po' la vendemmia, quindi andare leggermente in surmaturazione quando si può, perché l'unica, diciamo, pecca di questo vitigno è la degradazione della buccia che avviene in qualche annata, è dovuta a un incremento repentino del pH, è dovuto a un incremento a sua volta del potassio all'interno delle bucce. E altra cosa che porta la tipicità di questo vitigno è l'età dei vigneti. L'età dei vigneti è molto importante perché, diciamo, abbiamo dei prodotti molto tipici oltre i 15 anni di età dell'impianto, cosa che in Friuli il 78% degli impianti infatti hanno più di 15 anni, con vigneti molto vecchi, anche degli anni 70 prevalentemente. Un'altra cosa importante, oltre all'età dei vigneti, è la genetica. Il consorzio Colli Orientali ha infatti sviluppato un processo di selezione partito nel 2006, da cui si sono ottenuti 11 biotipi e da genetica molto antica, quindi da vigneti di 80-100 anni, e dalle vinificazioni fatte di questi biotipi abbiamo osservato che anche vigneti giovani davano dei prodotti estremamente tipici proprio per questa genetica molto antica, cosa che potrebbe quindi risolvere l'età, no, del vigneto per quanto riguarda questo vitigno. È molto interessante questo, perché permette di avere la saggezza di un anziano nel corpo di un giovane, no? In Esatto. questo senso la genetica. Francesco, il Toccai friulano, no? In questo senso, quando lo si va ad assaggiare, secondo te, ci sono delle caratteristiche che tendono ad avere un filo rosso nella degustazione, e soprattutto ci sono dei termini che forse dovremmo smettere di usare quando andiamo a decretare le caratteristiche del Toccai friulano? Sicuramente. Il Toccai friulano è appunto, insomma, adesso brevemente l'abbiamo accennato, è una storia curiosa, no? Arriva dalla Francia e praticamente quasi per caso si è scoperto che è di fatto è al 100% geneticamente identico al Sauvignonnas, che quindi è Sauvignon. Sauvignonnas che in Francia non si produce più perché non ha quella tipicità del suo fratello più nobile, ma nobile nel senso proprio lessicale. Sauvignonnas vuol dire sauvignonaccio, letteralmente, no? Proprio perché è considerato come un Sauvignon di serie B, motivo per cui forse i francesi l'hanno abbandonato, ma noi da bravi friulani, insomma, siamo riusciti invece a tirar fuori un diamante anche quando la materia prima, almeno secondo altri, non era eccellente. Quindi volentieri noi ce ne siamo appropriati, dopo che casualmente durante uno studio ampelografico uno studioso si è ritrovato in mano, negli anni 80 circa, si è ritrovato in mano una foglia di Sauvignonnas e una foglia di Toccai friulano, ha detto ma a me sembrano identiche queste due foglie. Dopo da lì sono partiti gli studi eccetera, insomma si è capito che questo ci dà appunto una conferma genetica anche che le due piante le due varietà sono identiche, sono la stessa cosa. Questo difatti, rispondendo alla tua domanda Matteo, ci porta anche a non doverci mai stupire se troviamo delle note verdi che in certi casi ci riportano al Sauvignon anche quando assaggiamo un Toccai friulano, perché in fondo le radici genetiche sono le stesse. E sicuramente quindi quella parte lì, quella parte così legata a questi componenti pirazzinici, sono quella che secondo me caratterizzano meglio il friulano più tipico. E anche facendo, immagino che facevi riferimento quando dicevamo di parole che dovremmo eliminare, ne abbiamo parlato col Sauvignon parlando di pipì di gatto. Beh, insomma, l'equivalente del pipì di gatto secondo me del friulano è la mandorla amara, quella sensazione che di certo non è positiva secondo me. Descrivere un vino che sa di mandorla amara per di più non è secondo me qualcosa che dovremmo eliminare, anche perché è una caratteristica che forse andava tanto di più negli anni 90 o comunque negli anni 2000 e che adesso stiamo perdendo. La leggenda narra, non ho mai capito, nessuno è mai stato in grado di dirmi se è vero oppure no, che la mandorla amara in realtà fosse una sensazione che addirittura veniva quasi, insomma, messa artificialmente in cantina e per avere un vino che desse appunto una sensazione, una volta deglutito, quasi sgradevole, in maniera tale da invogliartene a bere ancora per mandare via quell'amaro. Ma ovviamente era un cane che si mordeva la coda, dove l'oste era invece l'unico soddisfatto. Non lo so se sia vero o no, ad ogni modo
è una caratteristica secondo me che non troviamo, e per fortuna mi permette di dire, almeno dal mio gusto, non troviamo più o quasi più nel vino, che invece punta su altre espressioni molto più eleganti e fini. Anche perché sarebbe un po' come prendersi a pugni sperando con il pugno successivo di togliere il dolore del pugno appena preso. Però volevo tornare da Davide un attimo, perché Davide Cesilino non è soltanto un agronomo, ma è anche un enologo, no? Per cui è anche in grado di dirci poi come si comporta in cantina, no? Quest'uva, e quali sono i rischi, no? Per andare verso, senza insomma esagerare, per togliere la piacevolezza, no? A questo vino e senza fare in modo che le sue caratteristiche principali possano essere espresse. Beh, sicuramente allora il Tokai Friulano, come dicevamo, ha delle particolarità e soprattutto si avvantaggia molto durante la fase di vinificazione di una macerazione delle bucce, dove si riesce a estrarre, proprio perché i componenti aromatici sono presenti, come dicevamo, i tioli, no? Sono presenti essenzialmente nelle bucce, quindi questi vengono estratti se facciamo una macerazione con le bucce, quindi questa è molto importante. Molto importante per questo anche la maturazione, come dicevamo prima, dobbiamo avere delle uve molto mature, delle uve ben mature, che ci danno delle macerazioni con quindi delle estrazioni buone, ok? Perché sennò avremo anche estrazioni di composti tipo anche flavanoli, quindi tannini, che non sarebbero positive. Sicuramente una cosa da fare attenzione per quanto riguarda il Tokai Friulano è l'acidità che è sempre bassa nel Tokai Friulano, ed è una sua caratteristica, perché se assaggiamo dei Tokai magari molto acidi, sicuramente sono un po' scordinati rispetto a quello che sarebbero, che possono derivare o da vendemmie troppo precoci, oppure anche magari da climi comunque un po' più freddi, perché comunque, come dicevamo, marca molto il territorio, quindi abbiamo dei Tokai diversi a seconda delle zone calde e zone fredde, quindi questo è molto importante. Poi per il resto, da quanto riguarda la vinificazione è molto, diciamo, molto standard, diciamo così. Sicuramente si avvantaggia dei batonnage fatti a fine fermentazione per dargli un po' di grassezza al prodotto, che comunque di base ne ha. Questa. Beh, allora, un grande vino che avrà bisogno poi di essere assaggiato e raccontato anche da un grande produttore, un produttore storico, direi. Assolutamente, parlando di storico, dobbiamo, secondo me, non c'è un'altra persona più adatta di parlare di Tokai Friulano di Adriano Gigante, il produttore del vigneto storico friulano, forse uno dei miei preferiti, come si parla di esempio di la grandezza e bellezza di Tokai Friulano o Friulano, come dobbiamo chiamarlo. Allora sono contento di fare una conversazione con Adriano, di parlare di Friulano. Andiamo ad ascoltarlo. Siamo qui con Adriano Gigante dell'azienda Gigante. Grazie Adriano per essere qui. Volevo chiederti, stiamo parlando oggi di Friulano, di Tokai Friulano, e sapendo che tu hai un certo fama con questo grandissimo vitigno, volevo chiedere un po' la tua storia con Friulano, il tuo rapporto con questo vitigno molto importante. Si può raccontare un po'? È sempre stato importante per te Friulano, la tua storia di amore con questo vitigno? Raccontaci un pochino. Ma io nasco casualmente quando è nata l'azienda, no? I miei sono arrivati in Rocca Bernarda perché io abito nel paese Cono di Rosazzo, ma in questo circa 25% che è Rocca Bernarda, 25% è sotto Cono di Rosazzo, il resto è sotto Premariaco. Noi siamo su questa parte, diciamo a sud-est della Rocca Bernarda, e lì devo dire che io ho cominciato a vivere a suo tempo Tokai Friulano quando a 8 anni, per cui diciamo si parla più o meno del attorno al 1965, mio papà ha comprato, tra 65 e 66, ha comprato il primo trattore, e siccome non aveva nessuno che gli stesse sul trattore, diciamo, perché ha sostituito i cavalli che aveva prima, io ho cominciato a 8 anni e qualche mese a guidare il trattore. E dove lo guidavo? In mezzo alle vigne del Tokai, perché ok. l'unico vigneto esistente nell'azienda Gigante
diciamo, di quegli anni era quello che oggi è il vigneto storico. Per cui io ho cominciato a vivere a poco dopo gli 8 anni, stando sul trattore. Mio papà dietro aveva fatto una struttura che usava gli attrezzi che aveva prima col cavallo, e io facevo da autista perché lui gli serviva. Per cui ho cominciato a viverlo da piccolo, insomma, no? Questo concetto di vedere sto vigneto che produceva, ha da sempre prodotto un'uva eccezionale. Per cui è stato un amore nato così, diciamo in maniera molto naturale, come quando uno comincia ad andare a sciare che ha 5-6 anni, che è molto diverso che andare quando ne hai 30 o 40, insomma. Per tornare al Tokai, questo vigneto ha sempre fatto un'uva stratosferica, cioè i colori, tu vedi i colori del vigneto storico quando le uve sono mature, sono di una bellezza assoluta, no? E questo chiaramente ti dà calore, insomma, no? E poi sai cosa? Ha una cosa. Mio papà, quando è arrivato, lui prima faceva il mugnaio, no? Per cui non è che aveva un'esperienza. Mi ricordo che con i Club 3P e compagnia hanno fatto vari anni che facevano delle specie di corsi così per far crescere un po' gli agricoltori, no? Perché non è che avevano studiato roba del genere. E lui andava a queste serate, c'era un personaggio che era il dottor Stoini, che era uno che veniva a fare i corsi, molto bravo, che l'ho conosciuto, veramente una persona in gamba. E loro ogni sera che si trovavano a turno, uno di questi agricoltori portava un bottiglione, perché questa era l'abitudine, diciamo, che poi è finito. E quando mio papà portava il bottiglione di questo vigneto di Tokai, tutti dicevano che era una cosa eccezionale. Per cui è stata un'uva che veniva, gli diceva: "Ma cosa fai per farlo così buono?" Lui diceva: "Ma faccio niente, faccio come fanno tutti, sì, la solita". E il vino che usciva da sempre è stato considerato uno dei più buoni Tokai che c'erano in circolazione. Per cui da questo tu cominci a innamorarti, no? Perché quando cominci a assaggiare, cominci a capire. E questo è stato un po' il fatto che noi abbiamo cominciato a piantare Tokai, cioè andare avanti su questa strada. E diciamo diventa una cosa naturale, che stai più vicino a un qualcosa che di suo ti si è avvicinato lui, perché è così buono che praticamente è lui che ha sposato noi, non il contrario, non so se mi spiego. Quando si pensa di non lo so, un bicchiere di friulano, o quando si può descrivere friulano come un personaggio, come si può descrivere questo uva, questo vino in termini di personaggio, di carattere? Si può pensare anche in questo modo, ma io ragiono un po' al contrario, cioè mi spiego. Tendenzialmente il friulano è stato quello che ha sposato i friulani, no? I friulani sono da sempre stati dei ottimi appassionati diciamo, del bere un buon calice di vino, un buon bicchiere, come lo vogliamo definire. E il vino che hanno bevuto di più in assoluto è stato il Tokai, perché praticamente uno dei problemi, se vuoi, che noi abbiamo avuto anche sui mercati mondiali, no? Qualcuno diceva che quando abbiamo cambiato il nome abbiamo perso il mercato. Io credo che praticamente il Tokai è sempre stato bevuto quasi esclusivamente solo in Friuli, perché non dimentichiamoci che i friulani bevevano circa 700-800 mila ettolitri di più di quello che il Friuli produceva. Per cui il Tokai è stato bevuto quasi tutto e sempre in Friuli. Il bianco che andava in osteria a chiedere non serviva neanche dire che era Tokai, perché era tutto praticamente Tokai. Cioè, e per cui è una questione, cioè il Tokai è quello che è entrato proprio nelle persone friulane, cioè è una cosa talmente naturale. Per cui noi abbiamo esportato molto poco il Tokai, cioè abbiamo cominciato qualche azienda importante che ha cominciato a imbottigliare qualcosa, ma nella realtà, essendo un prodotto, dato che doveva essere bevuto velocemente, siccome mancava prodotto, tendenzialmente sappiamo che il Tokai è un vino che non ha un'acidità molto importante, è abbastanza, se vogliamo, rotondo come tipo di gusto, ha questa leggera mandorla in fondo che è la sua caratteristica, che forse nei mercati mondiali non sempre è stato capito, no? Anche da un punto di vista. Però credo che è quello che il palato friulano tendenzialmente apprezza, no? Perché proprio è un vino che tu lo bevi con una facilità estrema, cioè quando è diciamo
che non vai a spingere come su certi vini su gradazioni importantissime e quant'altro. Mediamente è un vino che raramente una bottiglia in due non viene finita in un tempo abbastanza rapido, insomma, no? Cioè, ha una serbevolezza molto alta per il nostro palato, chiaramente. Incide tantissimo certi fattori sulla produzione di Tokai, di un grande Tokai. Allora, vigneto storico, ovviamente l'età del vigneto è importante per Friulano, per fare un Friulano di grande qualità, e forse ci sono altri fattori che sono importanti per la qualità dell'uva a parte dell'età del vigneto. Ho cambiato queste idee negli anni. Cioè, mi dà l'impressione, considerando un po' la storia e i sistemi, che la cosa più importante non sia tanto il vigneto, ma sia quello che c'è sotto. Cioè, mi dà l'impressione che il terreno sia la madre di tutti i sistemi. Allora, quello che si sta cercando di fare è anche sul resto, il fatto che abbiamo da anni eliminato i diserbi, lavoriamo molto con le tamazioni naturali, cioè cerchiamo di, da qualche parte dove serve, facciamo dei sovessi, questo tipo, è quello di cercare di migliorare il terreno, perché credo che alla base di questi sistemi, poi è chiaro che è molto probabile che diciamo la selezione massale che c'è nello storico, e noi l'abbiamo replicata proprio con Rausedo, sia interessante come tipologia, no? Io molta parte di Tokai poi ho dell'R14, che è un classico di Rausedo, di quelli che faccio la linea anche classica, no? Ma poi ci sono in mezzo anche lì o altri vigneti che sono un po' vecchi, che magari probabilmente sarà massale anche quello. Abbiamo visto l'esperienza che abbiamo fatto con la selezione Stella, no? Con la ricerca dei colori orientali, di cui abbiamo qualche esempio oggi del 12 viti che assaggiamo, che vediamo che viene fuori da un bel livello, per cui molto probabilmente un po' la selezione della vite ci può stare. Però io credo che dove arriva la marcia in più arriva dal terreno. Un'altra cosa che diciamo purtroppo sta avvenendo è questo concetto del cambiamento climatico, ad esempio, dove una serie di difficoltà le abbiamo, no? Con questo cambiamento climatico. Anche in questa verticale che abbiamo fatto di 30 anni, il degustatore i due degustatori che sono venuti dell'AIS praticamente hanno notato una specie di cambiamento attorno agli anni 2000, insomma dal 90 al 2000, 2002, fino al 2002 più o meno c'era una riga, e poi pian piano si è cominciato a modificare il sistema. E questo chiaramente è uno dei problemi che si sta cercando di affrontare, perché cambia un po' lo stile, no? Cambia lo stile, cambia leggermente la gradazione alcolica. Cioè, ci sono una serie di componenti, perché purtroppo in particolare il Tokai ha un problema di maturazione aromatica. Le esperienze che noi vediamo di più di qualche azienda che lavora benissimo, ma se tu lo vendemmi leggermente anticipato, perdi quello che è il suo carattere, cioè la sua identità di questa mandorla, di questo sentire che è un Tokai, praticamente diventa un buon bianco, ma ci perdi moltissimo. Però andare in maturazione aromatica corretta significa anche probabilmente andare un grado in più, cui diciamo è un problema che bisogna cercare di affrontarlo a livello tecnico. Ci sono un po' di ricerche adesso sia in Francia ma anche in Italia, delle esperienze che si sta cercando di fare per capire come poter diciamo trovare delle soluzioni che attutiscano un po' questo problema, e riteniamo anche che siamo fortunati perché almeno il Friuli per adesso un po' di pioggia ce l'abbiamo, insomma, no? Adesso si sta lavorando anche nei colli orientali per cominciare a fare una serie di laghetti, ma non è sufficiente solo l'acqua, cioè bisognerà lavorare anche sul sistema di gestione della pianta e vedere se possiamo trovare delle soluzioni anche tecnologiche per migliorare queste situazioni, insomma. Stai dicendo che uno dei, tra virgolette, difetti o sfide di Tokai, soprattutto con il cambiamento climatico, è che serve più tempo per maturare l'uva per avere gli aromi, e invece vai un po' oltre con gradazione alcolico. Ci sono delle altre sfide con Tokai
che rende un po' meno facile come vitigno per vinificare? Ma no, direi che dal punto di vista così di lavorazioni è un vitigno, se vogliamo, abbastanza generoso, perché rispetto quando noi parliamo delle parti collinari, in particolare rispetto ad altre varietà, ha comunque una produzione corretta che può andare dai 90 ai 100 quintali ettaro, pur producendo una qualità molto, molto interessante. Sì, non vedo particolari problematiche, ecco, a lavorare il Tokai. Trovo tendenzialmente un prodotto che viene bene senza tanti fastidi. Difatti, se noi stappiamo, la cosa bella che io vedo sul Tokai è che se tu stappi 20 bottiglie di Tokai, quasi tutte sanno di Tokai, cioè non senti cose molto diverse. Poi c'è chi ha più parte aromatica, chi è più complesso, chiaramente, ma mediamente la varietà la senti in maniera. È da capire se si vuol modificare qualcosa per andare incontro a quello che è il mercato mondiale, che magari potrebbe essere, sì, proprio sti giorni ho partecipato a degli incontri dove c'erano delle discussioni sul futuro un po' del mondo enologico, questa ricerca, proprio questa voglia di sempre di più di essere poco guidati da parte dei consumatori, ma di essere più in prima linea, da capire anche che cosa vogliono, ma senza andare a sradicare quello che è. Io sono contrario che se il mercato cerca un prodotto bisogna andare completamente dietro, in particolare quando lavori su prodotti di alta qualità. Cioè l'alta qualità deve rispettare quello che è il sistema territoriale, quello che è la vocazione di quel posto lì. Cioè io ritengo che è assurdo che io modifico completamente non so, il gusto del Tokai perché al mercato gli piace un gusto acido che sa di niente. Non credo che sia questo, per fare una battuta adesso, che non voleva essere, diciamo, quello che chiede il mercato, ma rimanere su quello che è la tipicità del prodotto credo che sia importante per un territorio di alta vocazione viticola come sono i colli orientali, come potrebbe essere il Collio, tutte le zone, diciamo, che lavorano non tanto su quantità ma su una questione di qualità assoluta. Insomma, questo credo che sia la strada del friulano di alta qualità, diciamo, fatto nelle zone in particolare collinari. Grazie Adriano.